È strano sapere che qui siamo oltre 100 metri sopra Venezia. È l'orizzonte piatto a confondere per un paesaggio molto simile a quello del Po lungo l'Emilia o al Basso Veneto che guarda al mare. Qui l'Adriatico invece dista oltre la sessantina di chilometri, ma non l'acqua che scorre da sempre tra i ciotoli del Piave. Sassi che l'uomo ha utilizzato in mille modi, li ha cotti per trasformarli in calce, utilizzata poi per trasformarne altri in solidi muri. Solidi come la gente che ci abita. Qui si dice che la gente di Moriago sia come le canne dei palù del Piave. Si piegano alla tempesta, scompaiono tra i vortici delle piene, ma riemergono sempre e al primo sole tornano a fiorire e crescere, ma soprattutto non muoiono mai. E questa comunità di tempeste ne ha vissute, da quelle degli Ezzelini, testimoniate da questa torre diroccata, alla Grande Guerra, dalla fame e dalle pestilenze alla decimazione dell'emigrazione a catar fortune. E guardando bene ogni angolo di questo borgo racconta la sua storia. Dalla torre medievale, dove dentro c'è l'unico monumento in memoria dei profughi morti per stenti durante la Grande Guerra, alla chiesetta dedicata ai caduti sul fronte, volutamente intitolata San Rocco, perché la guerra è la peggiore delle pestilenze. Ma quello che rende particolare questa comunità è la chiesa, o meglio, gli affreschi all'interno. Un edificio ricostruito dopo il disfacimento della guerra del Piave, con all'esterno dei simboli che qualcuno considera addirittura esoterici. Circolare nell'idea del tempio, unica per questo in tutta la zona, ha sull'altare un capolavoro del Pordenone scampato alle devastazioni, ma soprattutto alla base della volta celeste dei particolarissimi apostoli della Pentecoste. Santi con la fisionomia di gente del luogo, scelti dall'artista proprio per dare un volto concreto alla fede. Di sicuro ha fermato in queste espressioni i visi di questa comunità, che come ricorda la meridiana del municipio, ha saputo sempre risorgere dalle proprie macerie.